È ormai definito l'iter del nuovo ponte sul Piave che verrà realizzato nell'ambito della variante di Longarone, dove invece è confermato lo svincolo a 4 corsie in zona artigianale. Il costo previsto è tra i 18 e i 20 milioni di euro. L'opera è definita indispensabile per poter modificare il progetto relativo a come dovrà diventare la statale 51 e vede convergere sulla nuova proposta l'amministrazione comunale di Longarone e Simico, soggetto appaltatore delle opere previste nell'ottica delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il manufatto, che è stato presentato in un incontro pubblico, andrà a sostituire l'attuale Ponte Campelli e sarà una struttura molto meno impattante, visto che invece dei 6 pilastri attuali ne avrà solo 2 contraccampate, di cui 2 da 65 metri e una di 135, e sarà largo 12 metri, compresi marciapiedi e pista ciclabile. Il nuovo ponte, più alto rispetto all'attuale, permettendo la modifica della variante, nella zona che va dalla confluenza tra Piave e Mae alla fiera, eviterà davanti all'abitato l'impattante viadotto presente nel progetto originario di ANAS. Tecnicamente manca ora solo il deposito dei pareri positivi di Ministero dell'Ambiente, Soprintendenza e Autorità di Bacino. L'obiettivo di Simico è l'affidamento dell'opera entro fine anno, per poi vederla completata nel 2028.